Tra dichiarazioni contrastanti, manifestazioni di protesta, incontri annunciati che poi slittano e inchieste della procura, il futuro del Parma Calcio rimane appeso ad un filo. L'unica certezza è che per ora i soldi che il neopresidente Manenti aveva promesso non sono mai arrivati e i nervi in casa dei crociati sono sempre più tesi. In questo contesto da commedia dell'arte, con personaggi quantomeno discutibili, i più arrabbiati sono i tifosi. Ci credete ancora che Manenti abbia qualche soldo in tasca da spendere? No, ci crediamo che Manenti è ora che faccia le valigie e che se ne vada e che smetta di coprire certi personaggi, perché sicuramente un personaggio che è stato mandato si può immaginare anche da chi, sicuramente dall'uomo del paesello. Manenti deve andare, gli hanno chiesto tutti, gli hanno chiesto il sindaco, l'hanno chiesto i giocatori, tutti, anche lo chiediamo noi tifosi, Manenti deve andare via, perché è una persona che non dà fiducia assolutamente. Secondo i tifosi, la situazione che si è creata è da addebitare alla gestione dell'ex presidente Ghirardi. È tutta sua, solo sua, anche se lui continua a ribadire che non ha debiti con nessuno, la colpa è sua e basta. Cioè, tutto sto bordello l'ha creato lui. I boys, comunque, ribadiscono la loro fede incondizionata nei confronti della squadra e ci saranno, anche se si dovrà ripartire dalle serie minori. Il Parma se deve scendere, che scenda pure, noi ci saremo sempre al nostro fianco. L'importante è che però una volta scesi si avvicini un qualcheduno, visto che a Parma degli industriali che stanno bene ce ne sono, e sarebbe ora che cominciassero un po' a pensarci. Gente seria e fidata, non come Manenti. Manenti, vai a casa che è un bel lavoro.